Oggi la finale di questo contest qui presso il Circolo Empedocleo, organizzato dal Movimento per la Sostenibilità Ambientale e che ha visto una partecipazione massiccia di tante scuole, di tanti studenti con le loro relazioni. Sì, oggi è una giornata davvero speciale perché molte scuole hanno aderito all'iniziativa, ne abbiamo selezionate 6 per oggi con circa 150 giovani che partecipano. Purtroppo abbiamo dovuto lasciare fuori un numero elevato di scuole perché non sono arrivate in tempo utile per selezionare i lavori. Tutto sommato è la manifestazione di quanto interesse vi sia verso l'ambiente, verso la sostenibilità, a differenza delle vecchie generazioni che in qualche modo hanno trascurato il rapporto con la natura. Oggi abbiamo la manifestazione plastica che i giovani hanno un vero interesse, hanno fatto dei lavori davvero significativi, gli insegnanti sono stati bravissimi perché li hanno accompagnati in questo percorso, i giovani si sono davvero impegnati anche con una certa allegria, una certa partecipazione anche morale, hanno dimostrato avere sensibilità verso il tema dell'ambiente e spero che possa essere il tema del futuro anche della politica. Ad oggi certamente la politica sotto questo profilo non ha brillato e i negazionisti purtroppo sono molto presenti su questo territorio, invece ci vuole una controparte che dimostri che i negazionisti hanno torto e che se si continua su questo passo che abbiamo avuto fino ad oggi sicuramente il disastro incombe.